Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, perdonatemi la ripresa un po' così, sto facendo questo video col telefono. Oggi era previsto un altro video, ma per questioni di tempistiche non può uscire, quindi video al volo su una cosa che in realtà io ho sempre voluto farvi vedere, ma non sono mai riuscito. Non so se in questo video ci riuscirò al meglio a farvelo vedere, però è una cosa molto curiosa e alcuni di voi forse interesseranno. Come alcuni ben sapranno, perdonatemi così, ma mi riesco a vedere allo specchio perché sennò è difficile. Non ho modo e tempo di editare questo video, quindi uscirà un po' così. Come alcuni di voi ben sapranno, io ho un quaderno in cui tendo a segnare tutti quelli che sono i risultati del Cagliari. Il problema è che, essendo io abbastanza malato di mente e abbastanza malato per le statistiche in generale, il andarsi a guardare indietro e tutto quanto, chi di voi mi conosce da tempo sa che avevo fatto anche uscire un file in cui si poteva vedere tutto uno storico delle partite contro tutte le squadre che il Cagliari ha affrontato nei campionati nazionali. In realtà stavo lavorando anche ad un'altra versione del file, più curata esteticamente, che al momento è un po' in pausa, però appena riesco riprenderò più che volentieri. Tutto quello è stato preso da questo quaderno, quello che vi voglio far vedere. Ci ho messo veramente mesi per farlo, anche perché il quaderno ha subito differenze enormi, perché prima era su un quadernetto, adesso su un quaderno normale. Però io direi di farvelo vedere subito. Tanto facciamo così, non so nemmeno se mi sto inquadrando, questa cosa è molto divertente e perdonate qui l'accrocchio che avevo fatto per farvi vedere il quaderno, però eccolo qua. Come potete vedere sono due, perché diciamo che di tempo ne è passato da quando tengo in considerazione tutti i campionati del Cagliari. Ragazzi, sì, non ho unghie e allora, stagioni del Cagliari dal 27-28 ad oggi. In realtà ho scoperto, purtroppo l'ho scoperto soltanto dopo aver cominciato a fare questo quaderno, che in realtà si poteva cominciare anche da prima, dalla stagione 26-27, solo che non c'erano resoconti di campionati, ma soltanto di una partita in Coppa Italia, che se non mi sbaglio fu Cagliari Bagnolese o Bagnolese Cagliari, che il risultato purtroppo non era dei più belli, ecco, perché perdemmo quella partita 10-1, proprio male, la perdemmo male. Comunque vi faccio vedere anche come ho strutturato il quaderno e sarà per tutte le pagine così. Qui abbiamo ovviamente Cagliari, l'anno della stagione, la categoria, qui vediamo terza divisione nazionale Girone Sardegna, i risultati in Coppa Italia, le partite di campionato con annessi risultati, ovviamente il Cagliari evidenziato in rosso e le altre squadre in nero. Poi abbiamo il top scorer del Cagliari, quindi il capocannoniere, l'assist man del Cagliari, e poi qua sotto abbiamo ovviamente qua la classifica, e qui abbiamo il top scorer del campionato e l'assist man del campionato, ovviamente capocannoniere. Non so perché ho scritto top scorer, però così vediamo se così già va meglio. E questo è il frutto di tutta la malattia mentale che io ho avuto. Tra l'altro, per dirvi, questo qua, la prima divisione nazionale girone A meridionale del 28-29, mi fa molto ridere, perché per esempio qui il Cagliari ha giocato contro il Trastevere e contro l'Ostiense, che erano, anzi sono, due quartieri che sono molto vicini a me quando abitavo prima a Roma. Erano praticamente attaccati. Ed è molto figa questa cosa, perché se il Cagliari adesso si ritrovasse a giocare contro il Trastevere e l'Ostiense, a parte che ci sarebbe un problema di base, però sarebbe figo perché me le potrei vedere tranquillamente. Questa è tutta la classifica.
ovviamente per i dati più vecchi io mi sono andato a informare su diverse fonti per poter prendere tutti questi dati ed è abbastanza accurato questa cosa. Purtroppo non sono riuscito ad andare indietro più di tanto, però alla fine partiamo dal 27-28 che sono 7 anni dopo la fondazione, quindi più o meno ci sta. Poi qui vediamo, ve lo faccio vedere in breve. Vedete, sono segnati anche 2 punti di penalizzazione. Qua purtroppo avevo sbagliato, ho sbianchettato. E qua già vediamo che per esempio ci sono i primi capocannonieri del Cagliari. Qua addirittura spareggio promozione con la Salernitana. E qua vediamo anticipato, qua non l'ho segnato, errore mio. Qua vediamo che c'è tra parentesi quadre B. Questo cosa significa? Andando a vedere anche quello che c'è scritto qui, che il Cagliari ha ottenuto la promozione. Quando vedete la R così vuol dire che è retrocesso. E questa è la prima stagione del Cagliari in Serie B nel 1931-32. Tra l'altro ci siamo salvati abbastanza agevolmente, no, perché comunque abbiamo finito il campionato a 31 punti, 6 punti sopra l'ultima squadra che è l'Udinese. Tra l'altro in questa epoca la vittoria assicurava 2 punti e non 3. Poi ci sono anche delle piccole particolarità, per esempio qua vediamo che il Cagliari, tra l'altro che perde 6-0 contro il Vigevanese o Vigevanesi, non so se ho sbagliato a scrivere o meno, affronta la Serenissima 3-1 e 0-3. La Serenissima che non niente di meno che in realtà il Venezia, che prima aveva un altro nome. Poi altre, per esempio Grionpola è una squadra che attualmente non esiste più, perlomeno nel campionato italiano, perché era una squadra facente parte della zona di Fiume, comunque della Croazia. Qua non abbiamo ancora la Sampdoria, ma la Sampierdanese. Ci sono tutte queste piccole curiosità, ecco, perdonatemi i miei piedi se si sono visti, il Como che si chiama Comense. E questo è tutto così. Ovviamente PO sta per playoff. Qua per esempio il Cagliari è retrocesso, ma fortunatamente è stato ripescato per l'ampliamento dell'organico della Serie B. Tra l'altro Serie B che per alcuni anni è stato anche a gironi diversi. E questo è quanto. Io direi di... Poi qua andiamo in epoche un po' più buie per quanto riguarda la situazione bellica in Italia. Come vedete qui si incomincia anche a scrivere la Coppa Italia, perché per alcuni anni è stata giocata, poi è stata sospesa e se non mi sbaglio a inizio o forse metà degli anni 50 è ricominciata. Come vedete il Cagliari, retrocesso in Serie C, non riuscì a riscrivere il sì al campionato portando il sodalizio al fallimento. Dalle sue ceneri nasce l'Unione Sportiva Cagliari che ripartirà dai campionati regionali. Dato il momento storico in cui si svolge il tutto, trattandosi di un campionato regionale, non è presente la classifica finale di cui sappiamo soltanto l'esito, oltre ai risultati delle partite. Il Cagliari è promosso in prima divisione regionale Sardegna. Anche qui, questo purtroppo è il campionato di cui manca molta sostanza, perché manca per esempio il risultato del ritorno di questa partita, non sappiamo l'esito di queste 3 partite, addirittura qua non sappiamo neanche chi affrontasse il Cagliari. Infatti la classifica non è disponibile, ma sappiamo che il Cagliari è stato promosso in Serie C. Questa è la Serie C. Come vedete qua il Genoa, che non so perché ho scritto Genoa, forse perché si chiamava Genova prima, non ricordo. La Coppa Italia, Mater, altra squadra romana. Ve lo faccio vedere un po' così. Questa è sempre Serie C. Andiamo un po'
avanti ve lo voglio far spulciare per bene. Questo è curioso perché siamo, aspetta, ma prima stavamo in Serie C. Serie C girone ci siamo salvati, anzi abbiamo ottenuto anche un bel piazzamento, 10 punti dietro al Macerata che è stato promosso in Serie B, però il Cagliari, ecco, nonostante la scorsa stagione si sia salvato tranquillamente a causa dell'inizio dell'attività bellica a fianco della Germania, il Cagliari si ritrova a giocare un campionato regionale. Il tutto è dovuto ai vari rischi di bombardamenti. Ok, il rischio è dovuto a tutti. Il tutto è dovuto ai rischi di bombardamento, atleti arruolati, problemi logistici, eccetera, eccetera. Credendo che questa fosse una guerra lampo, in Italia i campionati non vennero sospesi per mantenere una parvenza di normalità. E quindi è per questo che il Cagliari nel 40-41 si ritrova a giocare in prima divisione regionale Sardegna. Stessa cosa accadrà nel 41-42, dove tra l'altro non faremmo nemmeno una bella figura. 42-43 idem con patate, però vedete che qua mancano dei risultati, perché poi qua entriamo proprio nel vivo. E il campionato parte il 31 gennaio del 43, ma a fine febbraio la città subisce ulteriori bombardamenti, laddove la città era già stata precedentemente colpita, devastando ancora di più il capoluogo sardo. La diretta conseguenza fu la logica e forse anche tardiva sospensione del campionato. Infatti nel 43-44, tra l'altro non so se si nota, è abbastanza in rilievo perché a me piace calcare, quindi perché poi è appagante fare così e sentire questo rumore un po' ASMR. Chissà se... non so se si nota, va bene. Comunque qui abbiamo il 44-45 dove accediamo alla fase finale. Tra l'altro la Torres rinuncia alla qualificazione alla fase finale e vincemmo la fase finale. Non so poi cosa comportò questo perché comunque ci ritroviamo sempre in prima divisione regionale Sardegna nel 45-46. Anche qui ci ritroviamo nel 46-47 e qua succede una cosa un po' particolare perché retrocede l'Aquila Cagliari. Come vedete qui ci sono C, C, B, C e qua C, però questa C è staccata. Questa C sta a indicare campioni, hanno vinto, il quarto ha vinto la prima divisione regionale Sardegna, però Carbonia, Torres e Olbia hanno questa C. Questa C sta a indicare che per l'anno prossimo loro andranno a giocare la Serie C, non mi chiedete perché, mentre il Cagliari qui ha una B perché l'anno dopo, come vedete, andò a giocare la Serie B. Fu un bene? Direi di no, direi di no perché poi tra l'altro una Serie B spietatissima perché dall'8° al 18° posto tutte queste squadre furono retrocesse, tutte, nella Serie B 47-48. Qua abbiamo una cosa un po' più compatta perché se no non mi sarebbero centrate qui. Ve lo faccio vedere proprio al volo così arriviamo magari alle pagine un po' più moderne, un po' più dei nostri giorni, anche semplicemente a quella del campionato vinto. Questi sono gli spareggi promozione. Come vedete la Coppa Italia si è fermata e ripartirà tra poco. Anche qui, qua siamo in Serie C, girone C. Cioè, le prime 3 si salvano, tutto il resto, ragazzi, retrocesse. Cioè, immaginatevi arrivare quarto in campionato e vedervi retrocesso. È una cosa, penso, bruttissima. E gli spareggi promozioni sono andati a buon fine, quindi promossi. Quindi l'anno prossimo, infatti, Serie B. Ve lo faccio vedere così almeno avete anche un occhio un po' più ampio. Tra l'altro sì, si incominciano a vedere già qui i capocannonieri. Ovviamente gli assist all'epoca non so quanto venissero conteggiati o quant'altro, quindi per un po' mancheranno.
ci stiamo avvicinando sempre di più ad un periodo molto molto bello, ed ecco qua che è ricominciata la Coppa Italia. Qua è ricominciata precisamente nel 57-58, dove il Cagliari non partecipava e la vinse la Lazio. Poi Juventus, tra l'altro qui tra parentesi vedete anche il numero di Coppa Italia vinte, quindi in questo caso era la terza per la Juventus, poi qua abbiamo la quarta. E qua siamo in Serie C. E ditemi se questo nome non vi dice qualcosa, questo qua, con 12 gol. E da qui in poi penso che il resto sia storia, perché è famoso a tutti. Tra l'altro qua è il Cagliari che torna, che approda per la prima volta in Serie A, e la prima partita la giocò contro la Roma, purtroppo perdendo 2-1. E diciamo che top scorer campionato Mazzola per l'Inter, Orlando per la Fiorentina. E diciamo che qua qualche nome è un nome familiare, questo, mettiamola così. E poi qua incominciano ad esserci le prime leggende: CF Coppa delle Fiere, CL Champions League, anche se all'epoca era Coppa Campioni, CC Coppa delle Coppe e CM Coppa Mitropa. Poi la cosa cambierà con l'uso degli evidenziatori, perdonatemi. Qua per la prima volta abbiamo top assist campionato. Oh, foglietto. Questo è un foglietto. Perché è un foglietto? Perché qua, se noi andiamo a vedere il Cagliari, vediamo che ha un quadratino grigio qui. Il quadratino grigio mi sta ad indicare la Coppa Mitropa. Quindi quando vedete dei fogliettini qui spillati così, vuol dire che o c'è un playoff, un playout o qualcosa di simile, oppure c'è un impegno europeo. In questo caso Mitropa. Il Cagliari gioca con il Sarajevo e purtroppo perde il doppio scontro. Il vincitore della competizione sarà lo Spartak Trnava, squadra slovacca. Poi ci sono tutto il resto delle partite, così più o meno vi rendete conto di qual è la mia malattia mentale. Tra l'altro Cagliari che fa il back to back per la Coppa Mitropa e la andrà a giocare anche l'anno dopo, dove incontrerà il Banik Ostrava, squadra ceca, e il Vardar Skopje, che è squadra macedone, e la competizione la vincerà la Stella Rossa di Belgrado. Tra l'altro un'altra volta in Mitropa, un'altra volta, quindi altro fogliettino. E giocheremo contro il Wiener, perdendo probabilmente per i gol in trasferta, e vincerà l'Inter Bratislava. Se vedete questa croce vuol dire che la squadra non esiste più. Tra l'altro qui siamo arrivati nel girone finale di Coppa Italia, perché prima la Coppa Italia era a gironi, e Cagliari al secondo posto. Quindi sapete questo cosa significa? Tra l'altro guardate, capocannoniere campionato. Non so se prima c'era già... no. Ah, ecco, pure qua Gigi Riva, capocannoniere. E questa, ragazzi, è semplicemente storia. Semplicemente storia. Nulla da dire. Penso ci sia veramente poco da aggiungere. Qua è l'impegno del Cagliari nella Champions League dell'epoca, vincente contro il Saint-Étienne e perdente contro l'Atletico Madrid, con l'Ajax che andrà a vincere la sua prima Champions League. Io direi di andare un po' avanti, perché vi faccio vedere qua l'impegno in Coppa UEFA contro l'Olympiakos, perso, vincerà il Liverpool. Cerco di andare avanti un po' più svelto. Qua vediamo già la Serie B, purtroppo, con il Cagliari che si va a giocare
lo spareggio playoff, il famoso spareggio contro Pescara e Atalanta, dove purtroppo passavano in due, solo una ne rimaneva fuori e ovviamente rimanemmo fuori noi, come è logico che sia. Poi andiamo avanti. Io ve li faccio vedere per pochi secondi, poi semmai bloccate voi e ve lo spulciate voi. Qua cosa abbiamo? La Coppa Italia di Serie C. Coppa Italia di Serie C, tra l'altro qui vuol dire Mister Ranieri. No, l'anno dopo c'è Mister Ranieri. Cagliari Torres ai 16esimi dove vinciamo, la Lodigiani, altra squadra romana, dove vinciamo e perdiamo ai quarti contro il Francavilla e quella coppa la vincerà il Monza. Però l'anno dopo, come vedete, il Cagliari vincerà la coppa. Vi faccio vedere anche con il foglietto sollevato. Queste sono già partite che molti di voi si ricordano, io ovviamente no perché non c'ero, però tra l'altro si incominciano a leggere nomi illustri, Vialli, Mancini, Van Basten, diciamo nomi di una certa importanza, ecco. Signori, Donadoni, Baggio, Rijkaard, veramente nomi importanti. Deli Valdés, ragazzi, Matteoli. Qui invece cos'è? Questa è dolorosissima. La Coppa UEFA del 93-94. Questa è dolorosissima, è una dei miei più grandi rimpianti perché purtroppo non ero ancora nato, mancava poco, però non me la sono potuta vivere. Ho sempre questa piccola speranza nel cuore di potermi vivere notti europee. Savicevic, ragazzi, Batistuta, Igor Protti, Giorgio Weah, nomi veramente importanti. Purtroppo ci stiamo per avvicinare a questa pagina dove basta che vi faccia vedere questa partita e voi capirete tutto. E poi si va avanti. Ah, vedi? Qua per esempio, per protesta le squadre di B decisero di boicottare la competizione in seguito al caso Catania e l'ampliamento delle squadre partecipanti al campionato di B da 20 a 24. Non mi ricordo bene cosa successe col Catania, magari qualcuno me lo potrà scrivere qua sotto nei commenti, però le squadre di B boicottarono, infatti, tant'è che non l'ho fatto notare prima, qui io sopra ogni squadra che disputa la Coppa Italia scrivo anche la categoria in cui quella squadra militava quell'anno, quindi in questo caso Livorno in Serie B, Pistoiese in C1 e Empoli in A. Stessa cosa qua, C1 Pro Patria, B Piacenza e B Como. Cioè, l'ho scritto su tutte le squadre della Coppa Italia. Questo è il Cagliari, Zola, Esposito, Suazo, Langella. E tra l'altro, se non erro, qui questo Roma-Cagliari 5-1 del 2004-2005 purtroppo è stata la mia prima partita allo stadio a vedere il Cagliari. Guardate, Kakà, Toni, Oddo. E qui ovviamente finisce. E finisce tra l'altro con il 2006-2007. No, che cazzo dico? Cioè, pure Adriano, ragazzi. 2006-2007 non è la stagione, è quella dopo, il 2007-2008. Napoli-Cagliari, l'1-2 del ritorno, vi dice qualcosa? Direi che è abbastanza bella quella partita, eh? Qui siamo veramente
in epoca decisamente moderna. Io come sempre ve lo faccio vedere così poi se voi ve lo bloccate, ve lo spulciate, tutto quanto. Tra l'altro top assist campionato vediamo Ibrahimovic, Kossu e Lavezzi a pari merito. Fantastico. Qua avevo sbagliato un po' di partite purtroppo. Se non si riuscisse a leggere ve lo dico, qua c'è Genoa-Cagliari, qua Cagliari-Atalanta, qua Palermo-Cagliari, Cagliari-Roma e Milan-Cagliari. Ve lo faccio vedere un po' da vicino. Su Cagliari-Roma c'è l'asterisco che però ovviamente io non ho scritto da nessuno. Ah no, eccolo. Asterisco perso a tavolino. Anche prima c'erano delle partite perse a tavolino ma le ho saltate, Cioè in realtà c'era una partita vinta a tavolino da noi, se non sbaglio, contro l'Inter. Qua già siamo arrivati all'epoca giulianiana. Tra l'altro qua capocannoniere Gianluca Lapadula, Pescara, che contro di noi, se non mi sbaglio, segnò sia all'andata che al ritorno. Perché il Pescara fu una delle poche squadre, se non credo l'unica, dove non riuscimmo a vincere né all'andata né al ritorno. Vediamo un po' Pescara. No, al ritorno vincemmo 2-1. Errore mio. Allora che era l'Ascoli? No, l'Ascoli non è andata a vincere. Boh, il Novara mi sa che era. Il Novara. Eh sì, perdemmo sia all'andata che al ritorno 1-0. Poi qua vedete una postilla perché questo è il campionato sotto Covid. A causa della pandemia di Covid-19 il campionato venne bloccato ufficialmente il 10 marzo 2020, dopo che numerose partite vennero rinviate, tra cui Verona-Cagliari. L'ultima partita giocata dal Cagliari è quella contro la Roma il 1 marzo del 2020. Il campionato riprenderà a porte chiuse il 20 giugno 2020 ed il Cagliari riprenderà il suo campionato dalla partita con il Verona. Quindi paradossalmente l'ultima partita del Cagliari fu Roma-Cagliari perché questa venne rinviata prima e poi una volta che ricominciato il campionato il Cagliari ricominciò da Verona-Cagliari. Faccio vedere un po', ma queste sono partite già un po' più recenti, molti di voi se le potranno ricordare sicuramente. Stiamo arrivando alla stagione nefasta, che è questa qua. Cioè, meglio, questa è la stagione nefasta, perché porta poi alla retrocessione. Questa è la stagione in Serie B, che noi tutti ci ricordiamo. Tra l'altro poi in realtà dovrei scrivere che questa è fallita, la Regina. Il Brescia sì è retrocesso, ma poi è stato ripescato e l'avrei dovuto scrivere. E questi sono i playoff. Cagliari-Venezia, Cagliari-Parma e Parma-Cagliari, Cagliari-Bari e Bari-Cagliari. E poi questa è la stagione ancora in corso. Ovviamente manca tutto, perché manca tutto. Manca il vincitore, il top score, quello verrà scritto a fine campionato, però questo è il mio quaderno. Io sono... Tra l'altro fatemi vedere se è messo inquadrato perché... Ok, no, magari mettiamo così, ecco meglio. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti se vi piace questa cosa, se sono un malato di mente, ma penso di esserlo. E niente ragazzi, detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!